Nuova settimana e siamo già al secondo giorno della settimana dedicata al nostro Sicilia 24 Focus. L'estate è sinonimo di vacanze, finite le scuole, i bambini, i ragazzi sono certamente più liberi, più tempo libero e molto spesso questo tempo viene impegnato anche stando sui social. Dunque il pericolo che può arrivare da questi strumenti è certamente più elevato. Per questo motivo oggi vogliamo proprio parlare di questo momento dell'anno, questa estate che porta con sé anche più trappole, in particolare per i minori online. Oggi ne parliamo con due ospiti che da sempre hanno speso la loro professionalità, il loro tempo, dedicandolo appunto alla lotta contro gli abusi online, alla protezione, all'educazione, alla scoperta purtroppo anche di casi davvero drammatici. Per cui do il ben trovato al dottore Marcello Labella. Ben trovato. Grazie, dirigente della Polizia Postale della Sicilia Orientale, grazie, sempre disponibile quando si tratta di dare e di fare buona informazione. E poi saluto anche Don Fortunato Di Noto, anima, ideatore e presidente dell'associazione Meter, che da tutta la vita si spende per intanto portare a galla il vostro, molto spesso è diciamo una collaborazione, è vero dottore Labella? Persone come Don Fortunato sono preziose, no? Anche per collaborare con le forze di polizia alla scoperta di questo mare che diventa sempre più profondo dell'online e di ciò che si può fare di male nell'online. Ben trovati. Allora, l'estate peggiora la situazione, peggiora la possibilità di trovarsi di fronte a un momento di adescamento, uno scambio di foto, il sexting e quanto altro in questo tema. Partiamo da lì. Perché? Chi è il vero responsabile di questo aumento di pericolosità, dottore Labella? Beh, aumentano le opportunità, come ha detto lei, perché si trascorre purtroppo sempre più tempo collegati online. L'estate con la fine della scuola dà queste opportunità. Questo è uno dei motivi per cui, ad esempio, come Polizia di Stato abbiamo lanciato la nostra campagna Cyber Summer. Incontreremo i ragazzi anche nell'ambito dei CREST, delle attività ricreative che d'estate si fanno, li raggiungeremo nelle spiagge, in modo da dargli in maniera semplice, immediata, ecco, anche a mo' di gioco, delle informazioni utili per evitare proprio di cadere in queste trappole. Quindi non è che aumentino in senso generale i casi di adescamento, ma certamente trascorrendo magari più tempo si possono avere più opportunità. È un po' quello che è successo col Covid, quando sono esponenzialmente aumentati i casi delle truffe, delle frodi, perché si trascorreva più tempo online. Quindi noi dobbiamo cercare di evitare che aumenti il tempo su internet, sulla rete, e dare più spazio alla vita fisica, quella che noi chiamiamo la vita di tutti i giorni, quella del contatto fisico. Allora, il primo pericolo, Don Fortunato, il primo pericolo, quello emergente durante l'estate, qual è esattamente? Ma il primo pericolo è non avere quelle informazioni necessarie affinché dobbiamo proteggere la nostra vita, il nostro corpo, l'esposizione del nostro corpo. Immaginate in spiaggia, come anche di conseguenza nei luoghi dove ci sono i campi scuola, il Greste, ecco, evitare per quanto è possibile, ecco, la troppa sovraesposizione della propria vita e del proprio corpo. Io comprendo che in questa società dell'immagine tutto deve essere fatto vedere, però è anche vero che basterebbe quel buonsenso, quel piccolo accorgimento, quella possibilità di non fare troppo fotografie ai bambini, soprattutto piccolini o seminudi o nudi, anche in spiaggia, immetterli nei social in maniera indiscriminata. Anche noi come associazione Meter, insieme, immaginate, al Servizio Tutela Minori, l'Ufficio Fragilità della Diocesi di Noto, proprio il 13 giugno stiamo distribuendo una sacca, un vademecum per il Greste, per i campi scuola, e anche un piccolo oggettino di promozione, di conoscenza, affinché uno non si senta solo, sapere che c'è qualcuno a cui potersi rivolgere e poter, ecco, essere confortati dal fatto che dobbiamo stare attenti che per un like non si può ovviamente un po' rovinare la vita. A volte magari non ce ne rendiamo conto,
non ce ne accorgiamo, sempre con il buonsenso, mai demonizzare ogni cosa. A me ne guarderei, sarebbe assurdo pensare che dobbiamo demonizzare questi straordinari mezzi di comunicazione come può essere l'intelligenza artificiale. Dobbiamo restare umani, ecco, e restare umani significa non far prevalere troppo la esposizione di sé, che può ovviamente essere utilizzata anche da soggetti che possono provocare ulteriori danni alla propria intimità, alla propria dignità di persona. Allora, dottore Labella, ma quanto è difficile in questo tempo storico, voi che siete molto spesso a confronto con gli studenti appunto nelle scuole, quanto è difficile insegnare una cautela? Cioè tutto viene vissuto con molta leggerezza. Sì, è vero, è uno dei motivi per cui quando noi andiamo nelle scuole raccontiamo anche fatti, non diamo solo decaloghi, non fare questo, indichiamo quelle che sono le policy di sicurezza, ma raccontiamo anche dei fatti che sono accaduti a ragazzi, ad adolescenti come loro, della loro stessa età, proprio per cercare di colpire la loro attenzione. E gli spieghiamo anche che è importante tutelare se stessi, tutelare quella che generalmente viene chiamata la propria privacy, Sì. ma come ha detto anche Don Fortunato, l'eccessiva esposizione del proprio corpo. In estate siamo tutti più liberi, ci vestiamo più leggermente, le spiagge con i costumi da bagno. Ecco, l'esposizione sui social, eccessiva, anche magari con pose un po' più ammiccanti, potrebbe rappresentare un pericolo perché possono anche attirare situazioni spiacevoli. Questo in generale, ecco, l'eccesso è sempre da vedere un po' come un pericolo. Così come noi anche nel decalogo lo scriviamo, sì. dobbiamo stare attenti alla condivisione anche da parte dei genitori stessi delle nostre foto. Io ricordo che tanti anni fa proprio a questa testata rilasciai una dichiarazione perché c'era un gioco, un po' una catena di Sant'Antonio fra le mamme, sì, di condivisione delle foto sui social dei propri bambini in età infantile. Ecco, cerchiamo di limitarlo magari alla cerchia esclusivamente degli amici stretti, dei parenti, perché poi queste immagini che finiscono in maniera assolutamente libera su internet possono essere utilizzate, e questo ce lo confermano anche le indagini di una volta, possono essere utilizzate da pedofili. Ecco, e veniamo proprio al meccanismo, Don Fortunato, cioè quel meccanismo che parte dalla foto prelevata, cioè copiata su Instagram, no? Immagino come su Facebook. Qual è il percorso per arrivare poi a una foto che rappresenti oggetto di materiale pedopornografico? Ma la pubblicazione di foto non è affatto illecita. No, cioè uno però può dico, pubblicare... viene prelevata, poi cosa succede? Però ecco, stavo dicendo proprio questo, cioè, però immaginate, stiamo parlando delle immagini di bambini, Esatto. di minorenni, ecco, che vengono prelevate e poi possibilmente, magari se sono vestiti però con il meccanismo dell'intelligenza artificiale, con il deep nude, possono essere spogliati, perché però sono sempre immagini reali che sono state manipolate, poi possono essere immesse in circuiti social particolarmente dedicati da parte dei pedopornografi, perché del resto chi vuole i bambini nudi, chi cerca i bambini, chi desidera bambini che diventano oggetto di godimento perverso a livello sessuale, ecco, soggetti che hanno questa perversione e quindi di conseguenza un accesso a queste immagini permette la possibilità di sviluppare gallery, di sviluppare, ecco, manipolazioni, immagini, di immettere dentro questi social numerosissime immagini. Non sto dicendo numeri, ma i numeri però ci mostrano come la possibilità di nuovo materiale, di prelevare materiale, di manipolarlo, di metterlo online e perché no, se mi permettete di dire anche la cosiddetta organizzazione pedocriminale ormai diffusa in tanti paesi al mondo, ecco, questo favorisce la possibilità di uno scambio e di un profitto per quanto riguarda la carne o l'immagine innocente di bambini. Allora bisogna semplicemente avere accortezza, ecco, non limitare, non proibire, ma l'accortezza di non esporre troppo i nostri bambini. E lo diciamo anche ai minori, perché i minori, ahimè, utilizzano gli stessi social bypassando l'età o creando account che non corrispondono alla loro età perché aumentano
l'età quando si iscrivono, e quindi di conseguenza sono molto più esposti. Ecco, io mi ricordo da bambino, mi facevano l'educazione civica, ci vestivano a vigili urbani o a poliziotti, e con i maestri e con i poliziotti andavamo per le strade a imparare il codice della strada. Forse questo dovremmo farlo un po' di più, investire un po' di più. Si fa come Metere, come Polizia Postale, come educatori, però forse bisogna fare di più, sempre di più, perché informare può diventare la possibilità di rispettare una regola, e la regola, come ben sappiamo, salva la vita, e ne sono fermamente convinto. Grazie Don Fortunato. Lei parlava di fotografie. Allora, nel recente report di Meter che ho sott'occhio leggo addirittura nella sintesi dei dati, bambini vittime in foto 785.072, cioè è un numero veramente gigantesco, con 1.733.000 video, cioè è un mare sempre più ampio, sempre più profondo. Nella protezione, nella cautela di poter pubblicare una fotografia, basta mettere coprire il volto del bambino, cioè molti fanno questa cosa, cioè pubblicano le foto e poi ci mettono il cuore gigantesco, lo smile. È una cautela? Potrebbe essere certo una cautela, perché cercano comunque di anonimizzare quella foto e quindi di ricondurla a un soggetto determinato. Io qua voglio sottolineare un altro aspetto. Si parlava di intelligenza artificiale, di manipolazione delle immagini. Ricordiamo che in Italia quello che ha accennato Don Fortunato, il deep nude, cioè il manipolare l'immagine, di spogliarla, quindi denudare un'immagine di una persona vestita, è un reato sia se commesso nei confronti degli adulti, a maggior ragione commesso nei confronti di minori. C'è un articolo del Codice Penale già da tanti anni che appunto punisce la pornografia minorile virtuale, che riguarda proprio questa. E ricordo anche un fatto di cronaca abbastanza recente. Abbiamo arrestato un collaboratore scolastico che, oltre a detenere migliaia di immagini di pornografia minorile, per cui è scattato l'arresto, aveva anche una cartella in cui aveva manipolato delle immagini che lui aveva furtivamente sottratto, quindi qui la cautela c'entra ben poco. Erano state fatte delle immagini fatte all'insaputa delle vittime, ma in normale vita quotidiana. Ma ci sono delle cautele adesso, al di là dello smile, o delle indicazioni che potete dare al nostro pubblico nel poter mettere delle fotografie, non so, inserire i bambini in un contesto più ampio, abbracciarli, stringerli, coprirli col proprio corpo, non so, c'è un qualcosa che possiamo consigliare, Don Fortunato? Ma io credo che dobbiamo proteggere i nostri bambini. Visto che non è reato, società, insomma. Cioè, dobbiamo fare di tutto per non esporre troppo i nostri bambini, ma non perché non vogliamo esporli, me ne guarderei, ma proprio perché è una questione di protezione, di tutela, di evitare che magari le immagini, che sono magari fatte in maniera molto giocosa, bella, apparentemente socievole, possono diventare occasioni di veicolo o di possibilità dove alcuni soggetti, molti soggetti che sono sparsi nel mondo, vedete, la rete non ha confini. Ecco, magari l'immagine che io ho pubblicato in Italia, magari in un canale un po' privilegiato, magari aperto attraverso un social, me le ritrovo in Thailandia come me le posso trovare in Brasile, perché la rete non è che ha confine, la rete è aperta, la rete ha questa possibilità di rendere globale ogni informazione, ma rende globale anche la possibilità di ogni reato. Ecco, poi ovviamente nel momento in cui probabilmente manca una certa collaborazione con altri paesi nel mondo, diventa molto più problematica poter intervenire e poter ovviamente dare giustizia da una parte, ma evitare la cosiddetta violenza digitale perpetuata, perché la violenza digitale, noi lo sappiamo tutti, dottor Labella,
lo può sicuramente confermare. Ecco, ci sono immagini che si ripetono negli anni, per decine d'anni. Ecco, sono bambini che diventano adulti ma che, ahimè, hanno vissuto un dramma di violazione della propria intimità, e che ovviamente la violenza digitale viene ancora continuata, sempre continuata, e diventa un dramma per alcuni sopportabile, per altri no, per altri diventa anche un problema di salute psichica e di salute particolarmente difficile da poter guarire. Noi possiamo testimoniare come Centro Ascolto Metere, abbiamo avuto noi tentati suicidi, anche suicidi di giovani o adulti che ancora si rivedono da bambini violati e che non hanno sopportato questa violenza, che ancora viene vista e viene diffusa attraverso i social. Ecco, è una questione, io dico sempre, di buone regole, di buon senso, di rispetto reciproco, e i bambini, credo che in natura i cuccioli vengono protetti per quanto è possibile. Credo che da un punto di vista umano dovremmo fare un po' di più. Allora dobbiamo lavorare insieme, questo è più che sì. Assolutamente. Allora, Don Fortunato, io andrei un attimo, prima di fermarci per una breve pausa, a una fotografia che esprime quello che potrebbe essere, sempre parlando di, non proprio di casi specifici, ma di numeri, che mi ha portato proprio il dottore Labelle, che riguarda adescamento online, i numeri della minaccia, l'analisi dei rischi per fasce d'età. Dottore Labelle, c'è una parte che mi sembra emblematica, cioè le dinamiche di interazione, chat e gaming. Cosa fanno i bambini, i ragazzini? Stanno giocando. E le piattaforme di gioco, come ricordiamo, non solo negli incontri con i bambini, ma soprattutto ai genitori, quando li avviciniamo nei nostri punti di informazione, sono anche strumenti per adescamento, perché nelle piattaforme di gioco, e le nostre indagini lo conferma, spesso vengono utilizzate appunto dai pedofili per attrarre a sé l'attenzione dei minori a scopi sessuali, cioè li incontrano sulle piattaforme di gioco e poi li portano al di fuori delle piattaforme. Quello che è l'adescamento. Le piattaforme di gioco possono essere, perché molti genitori gli sfugge il fatto che i giochi consentono poi anche di interagire con delle chat, quindi di passare a dialoghi, scambiarsi delle informazioni, passare appunto, transitare dalla piattaforma di gioco a un servizio di messaggistica quale può essere WhatsApp o altro, per cui diventa, ecco, lì c'è il contatto. Occorre prestare attenzione anche, come si diceva, non è che bisogna vietare il gioco, anzi, ma attenzionarlo, e quindi esatto, e soprattutto quando abbiamo a che fare con minori infraadolescenti, quindi con bambini di 9, 10 anni, 11 anni che trascorrono del tempo sul gioco, i genitori chiaramente devono vigilare maggiormente. Allora, adesso ci fermiamo, lo dico ai miei ospiti, poi entriamo un attimo più nel dettaglio di quelle che sono le attuali piattaforme, con delle caratteristiche, tra l'altro, ciascuna ben specifiche. Ci fermiamo per un attimo, torniamo tra poco. Tornati in studio con il dottor Marcello Labella, Don Fortunato Di Noto. E allora, Don Fortunato, sono sempre di più le piattaforme, i luoghi di scambio di messaggi dove si rintracciano gruppi anche appunto piuttosto pericolosi. Qual è come dire, la chat emergente in quest'ultimo tempo storico che a suo avviso contiene i maggiori pericoli, e per quale motivo? Beh, innanzitutto dobbiamo dire che sempre i social sono i luoghi dove può accadere, ecco, l'adescamento, l'esposizione troppo di sé, l'utilizzo inappropriato, ecco, di queste piattaforme. Telegram, è vero che c'è una grande collaborazione da una parte, come anche TikTok, come anche Instagram, come anche, ahimè, questo grande social mondiale, Signal, ecco, dove noi monitoriamo da più anni, dove veramente c'è dentro, proprio perché loro avallano l'idea di una privacy totale, ecco, degli utenti che utilizzano queste piattaforme, dove veramente ci sono gruppi social con inenarrabili contenuti ogni giorno, inenarrabili contenuti. Proprio 2 giorni fa abbiamo cancellato solo una settimana di memoria, perché
occupano tanta memoria i video, quasi 15.000 video, ecco, soltanto in una settimana. Arriviamo in un anno anche a 400.000, 500.000 ecco, materiali di file multimediali dove c'è il tutto e di più da tutto il mondo, ecco. E allora dove ci sono i bambini coinvolti, questa è la cosa più grave. E lì è una battaglia anche culturale, una battaglia che si sta diciamo mettendo anche qualche bandiera in più, perché non è possibile che prevalga la privacy e non certamente la possibilità della collaborazione con le forze dell'ordine del mondo, Assolutamente. ecco, o chi chiede maggiori informazioni, perché non è possibile tollerare questa produzione di materiale che è sempre nuovo, anche non soltanto vecchio, ecco, dove i bambini sono sfruttati sessualmente, e questo è umanamente intollerabile. Poi certamente io capisco le fatiche e le difficoltà, però i social sono sempre una grande piattaforma di piazza virtuale dove è possibile scambiare positivamente ogni informazione, però anche lì, ecco, bisogna chiedere anche ai service provider o a chi ha in mano queste piattaforme di fare una maggiore azione di tutela dei nostri minori, dei bambini, e cercare di filtrare sempre di più con responsabilità l'accesso a queste piattaforme, ma soprattutto educare l'uomo affinché li possa utilizzare bene. Allora, prendiamo un genitore attento con un bambino, diciamo di 10 anni, dottore Labella, prende il telefono del bambino e controlla. Cosa deve controllare? Deve controllare l'attività che fa online il proprio figlio, quindi la cronologia, verificare con chi chatta, se ha installato appunto servizi di messaggistica nuovi rispetto a quelli già di sua conoscenza. Se è iscritto ai social, è vietato ai minori di anni 14 iscriversi comunque ai social, questi genitori dovrebbero averlo ben presente, e quindi fare un monitoraggio completo della sua attività, senza nulla rubare a quella che è appunto un diritto anche alla privacy del minore, di un minimo di privacy, perché rispetto, ecco, a questo tanto sbandierato diritto di privacy c'è anche la necessità di tutela, il dovere del genitore di controllare, è un dovere, non è una possibilità, è un dovere, perché è strettamente legato alla tutela del proprio figlio, e nel momento in cui dovesse apparire qualcosa di insolito, di strano, anche un tentativo di adescamento da parte di un estraneo, non esitare ad avvertirci, a comunicarcelo, a venire da noi. Abbiamo avuto nel tempo quelle che abbiamo descritto come le mamme coraggio, cioè mamme che hanno fisicamente preso il telefono e ce l'hanno portato per dire: ho visto delle immagini di pornografia minorile sul telefono di mio figlio, ve lo consegno per vedere quello che sta succedendo. E abbiamo fatto da lì anche delle operazioni. Siete riusciti a trovare delle cose? Abbiamo fatto delle operazioni, una vecchia operazione denominata Borghetto, fatta con la procura distrettuale e con la procura per i minori, perché ha coinvolto anche altri minori. Ricordiamo, anche i minori possono rendersi autori di reati di pornografia minorile, perché se un minore condivide, divulga, cede immagini di pornografia minorile, commette anche egli un reato. Non è solo un reato confinato a quello che noi chiamiamo i pedofili, è un reato che può interessare tutti, su cui chiaramente occorre l'attenzione. Noi come Polizia di Stato, voglio sottolinearlo, abbiamo un impegno incessante. È vero. Su questo fronte. Stiamo attivando sempre più da anni forme di collaborazione internazionale che ci consentano di intervenire in quelle situazioni anche che accennava Don Fortunato, piattaforme che stanno all'estero e che quindi danno una scarsa collaborazione. Lo sforzo dello Stato italiano, che ha una legislazione veramente all'avanguardia in questo settore rispetto ad altri Stati, però è massima. Ecco, poi il dottore Labella raccontava di questo fatto, no? La condivisione delle fotografie, sconfiniamo nel revenge porn, entriamo in un altro ambito, no? Difficile, doloroso, dove Don Fortunato c'è anche il problema che molte cose non si dicono per vergogna, e invece la chiave per uscire da tutto questo è sempre aprirsi e dire: è così. Ma sì, perché oggi per fortuna c'è la possibilità di uscire fuori dal silenzio, il silenzio paralizza, e con una vicenda magari personale, che possa essere revenge porno, che possa essere una fotografia manipolata, o che eventualmente in una situazione di intimità vengono fatte delle foto immesse e ovviamente divulgate soprattutto tra i minori, che è un
po' un reato vero e proprio, ma lede la dignità delle persone. Beh, io credo che oggi bisogna parlare. Il centro di ascolto di Meter col numero verde 845 52 70 è un'opportunità, un'occasione per poter chiedere. Io ricordo un fatto di 2 ragazze, studentesse italiane, che si sono viste denudate con una fotografia che era fatta in classe. Ecco, noi, essendo anche dei segnalatori attendibili dell'Agcom a livello anche europeo, abbiamo segnalato la cosa, abbiamo aiutato le ragazze, abbiamo rimosso il materiale, ecco, abbiamo cercato di dare soddisfazione, oltre che invitandole ovviamente a fare una denuncia formale alla polizia postale della loro città. Ecco, io credo che la collaborazione civile, perché poi questo è anche civile, oltre che, se mi permettete aggiungo, religiosa, ecco, ci può aiutare sicuramente a dare un aiuto, un apporto concreto a delle situazioni disdicevoli che a volte veramente provocano delle situazioni di difficoltà. Allora, ecco, i punti di riferimento ci sono. Ecco, guai a pensare che non ci sono più. Meter per una parte, e noi facciamo la nostra parte per quello che ci compete, per quanto ci compete, e poi le forze dell'ordine. Io credo che non sta a me dire che la Polizia Postale Italiana, in questo caso il compartimento della Sicilia orientale presieduto dal nostro caro dottor Labella, io credo che sia l'eccellenza in tutta la Sicilia. Immaginate, la Sicilia ha 2 compartimenti, cioè due sezioni, è l'unica regione che ha 2 sezioni. Questo significa che fa la differenza, perché si lavora molto e si deve lavorare sempre di più per la tutela dei nostri minori, ma anche per le persone adulte e vulnerabili. Allora, siamo al termine, riassumiamo molto brevemente, siamo vicinissimi al momento in cui tutti forse saranno più liberi, insomma siamo agli inizi di giugno, comunque estate è arrivata, più tempo, più disponibilità, più contatti con i social, le chat, i telefonini. Genitori, sentinelle, perché non solo genitori, è vero, no, sentinelle del nostro territorio si attivino nei confronti di possibili fenomeni che possono colpire in rete i più fragili, che in questo senso sono i bambini. Le sentinelle sono tutti. Sono anche la vicina di casa, il vicino di casa, il compagno, la compagna. Noi abbiamo messo su un'app già da tempo che si chiama YouPol, che consente anche di fare segnalazioni in maniera anonima, però sono segnalazioni che possono aiutare la vittima, soprattutto in un settore come questo altamente delicato. È così, è la stessa cosa naturalmente, don Fortunato. Lei è, come dire, no, il fondatore di una mega sentinella, cioè di una sentinella a livello, diciamo, esponenziale, ma sicuramente avrà avuto attorno a sé tante persone che l'avranno avvicinata con delle storie difficili da dire. Quindi incentiviamo queste persone a raccontare a don Fortunato, a chi lavora a Meter, alla Polizia Postale, a tutti, perché questa davvero è una battaglia che bisogna combattere tutti per il benessere dei nostri bambini, dei ragazzi, ma in generale degli adulti. Per cui buon lavoro per quest'estate, visto che il pericolo aumenta, lavorerete di più. Grazie. Grazie a don Fortunato Di Noto, grazie dottor Labella, e buon lavoro naturalmente. Grazie sempre alla Polizia Postale, alla Polizia, per questi servizi fondamentali per il cittadino. Sicilia 24 Focus oggi finisce qui, l'appuntamento naturalmente è a domani alla stessa ora.